Contagi in diminuzione, pressione ancora elevata negli ospedali, il tasso di mortalità non è più elevato che in altre regioni. Presentati in terza commissione i dati sul Covid, scontro tra il presidente Federica e l'opposizione. Deborah Serracchiani, la nuova capogruppo del PD alla Camera, con 66 voti vince sulla rivale Madia che si è fermata a 24. Ringrazio Letta che ha dato la scossa, un grande passo avanti per le donne e per il PD. Le fiamme gialle di Gorizia hanno sequestrato oltre 60 milioni di mascherine non conformi. L'indagine partita da Lisontino riguarda tutta Italia con il supporto dello staff della struttura commissariale per il Covid. Nuova mossa del governo contro i vacanzieri di Pasqua. Chi va all'estero al ritorno dovrà fare tampone e 5 giorni di quarantena. A rischio anche i viaggi di lavoro. I tour operator, decisione tardiva, ora rinunce e penali. Si preparano a ripartire Pro Gorizia e San Luigi, uniche due squadre regionali ad aver accettato di giocare il campionato d'eccellenza. Tamponi a tutto il gruppo e poi via gli allenamenti. Derby il 18 aprile. Buonasera e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La curva dei contagi è in diminuzione, resta elevata la pressione sugli ospedali e il Friuli Venezia Giulia in tutta la pandemia non ha un tasso più elevato rispetto alle regioni del nord. Questo è il quadro emerso durante i lavori della terza commissione, dove il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha ribadito l'altissimo numero di tamponi eseguito su tutto il territorio. Il contagio da Covid sta diminuendo dopo la stretta imposta a febbraio, con il picco del contagio raggiunto il 15 marzo scorso. Lo si evince dall'analisi dei dati del professor Fabio Barbone alla guida della task force voluta dalla Regione, presentati nel corso dei lavori della terza commissione consigliare alla presenza del vicegovernatore Riccardo Riccardi. Proprio il vicepresidente ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia nel 2020 sia stata la seconda regione per numero di tamponi e nel 2021 la terza, ben al di sopra della media nazionale, dove ogni 100.000 abitanti vengono fatti 37.000 tamponi contro i 55,4.000 nel nostro territorio. Un altro dato particolarmente importante dall'analisi di Barbone è quello relativo ai decessi rapportati ai dati storici. In regione nel 2020 sono morte 16.617 persone, il 12,5% in più di quello che la statistica degli ultimi 5 anni avrebbe previsto. A Pordenone la variazione più alta con il 16%, la più bassa Gorizia all'8,5%. Il tasso standardizzato dei decessi è stato di 100 contro una media del nord del 151. La letalità grezza da febbraio 2020 al 28 marzo 2021 è stata del 3,4% decessi su positivi a fronte di una media italiana del 3,1%. Qualcuno, ha detto Riccardi, ha usato toni catastrofistici. La mortalità non può essere divisa per ondata e non può essere usata come classifica. Sul fronte delle occupazioni ospedaliere le terapie intensive restano di 20 punti sopra la soglia di guardia del 30%, mentre le altre ospedalizzazioni sono risalite del 25 febbraio arrivando al 52% con oltre 10 punti sopra soglia di allarme. I focolai principali restano quelli nelle famiglie, dati fuori scala, poi raffigurati nella tabella lavoro, scuole e amici. Nelle case di riposo invece il calo è evidente e collegato ai vaccini, come detto da Riccardi, il quale vede il traguardo di 10.000 dosi al giorno come raggiungibile, seppur con un lavoro complesso che passa per l'arrivo di personale da Roma, oltre all'allargamento e il coinvolgimento di quanti più professionisti possibili. Le aree più colpite da ottobre sono state quelle della Carnia, le valli del Natisone e del Torre, verosimilmente per gli stili di vita. A breve, con il lavoro degli epidemiologici, anche un nuovo protocollo per curare a casa i pazienti Covid positivi. Sull'analisi dell'epidemia della task force regionale interviene l'opposizione. Andrea Ossai del Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarezza sui dati scorporati, in particolare con i decessi relativi alla seconda ondata. Dal Partito Democratico con Roberto Cosolini è stato lanciato poi un appello alla giunta regionale. Si parla di aperture, ma se fate male il rischio di un aumento dei contagi è alto, pertanto serve responsabilità, perché non si può aprire e poi chiudere. Non bastano i numeri, bisogna saperli leggere. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga, attacca le opposizioni nel commentare i dati illustrati oggi in aula. Basta con le speculazioni indecorose. Federiga parla anche del cambio di passo del governo Draghi sui vaccini e del confronto sulle riaperture con l'esecutivo nazionale. Non bastano i numeri, bisogna saperli leggere
e su questo infatti anche oggi il vicepresidente Riccardi in commissione mi sembra che abbia raccontato come stanno le cose. Per esempio, quando siamo accusati di essere la regione con più morti, la visione della regione dove non c'è futuro, si è visto che siamo la regione del nord che come mortalità ha avuto un incremento decisamente inferiore rispetto a tutte le altre. Farei l'appello a tutti a finirla di queste speculazioni indecorose dove si festeggia se per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, per le imprese del Friuli Venezia Giulia, per i lavoratori del Friuli Venezia Giulia le cose vanno male. Ieri l'incontro Stato-Regioni ha chiesto di dare una speranza ai cittadini. Una speranza, ma anche una speranza molto razionale, non è un'illusione, perché abbiamo chiesto semplicemente che rispetto ai dati che si presenteranno nei diversi territori si possano prevedere tutte le zone che conoscevamo prima. Quindi se i dati sono bassi non vedo perché eliminare la zona gialla, sempre che i dati siano bassi, lo ribadisco. Se uno deve stare in rosso invece starà in rosso, se deve stare in arancione starà in arancione. Ecco, non mi sembra una rivoluzione copernicana, mi sembra una cosa di buon senso dopo un anno di restrizioni cercare di dare delle regole che possano anche mettere davanti degli obiettivi. Se invece tolgono anche gli obiettivi la gente perde totalmente la voglia di impegnarsi, di crederci, di superare questa pandemia. La speranza arriva soprattutto dai vaccini e in questo senso Federica ha elogiato l'impegno di Mario Draghi a livello europeo e con le case farmaceutiche per l'approvvigionamento delle dosi. Oggi quello che aspettiamo veramente è il personale, che dopo, perché il governo precedente ci aveva promesso l'invio di personale necessario per fare i vaccini, ce n'è arrivato in modo assolutamente esiguo, se non ci arriva non riusciamo ad aumentare più di tanti numeri, adesso è fondamentale andare veloci. Infine il nodo ristori definiti insufficienti da alcune categorie. Mi dicono che con il decreto di aprile e il nuovo scostamento di bilancio dovrebbe esserci un forte cambio di passo anche da questo punto di vista, mi auguro sia così. Io, come sapete, ho chiesto in modo esplicito maggiori ristori. Devo usare però anche l'onestà intellettuale che ho sempre usato, non si può pretendere che un governo in un mese cambi totalmente la storia dopo un anno gestito con molte difficoltà. Federica si vergogni, per l'ennesima volta è lui a passare il limite. Il segretario regionale del Partito Democratico, Cristiano Sciaurli, non usa giri di parole per replicare alle affermazioni del Presidente della Regione che ha accusato l'opposizione di gioire se le cose vanno male. Nelle nostre comunità, sottolinea il consigliere regionale Dem, ogni famiglia piange lutti o è preoccupata per amici e familiari. Invece di assumersi responsabilità, riconoscere errori e porvi rimedio, Federica preferisce cercare nemici. Il PD, prosegue il consigliere regionale, ha cercato all'inizio di segnalare criticità e fare proposte, chiedendo da subito ospedali ed RSA Covid e non navighetto. Il dato vero, conclude Sciaurli, è che i numeri in regione sono drammatici, come è drammatica la condizione dei nostri ospedali e non certo per colpa degli operatori. Vediamo i dati dei contagi di oggi, 14 le persone che hanno perso la vita con il Covid, qui si aggiunge una morte pregressa, i ricoveri nelle terapie intensive calano 80, mentre quelli in altri reparti scendono a 671, su 4.669 tamponi molecolari sono stati rilevati 206 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,41% e su 2.631 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 241 casi, 9,16%, calo delle persone in isolamento che oggi sono 14.622. Anche oggi tante persone in attesa all'esterno di Udine Gorizia Fiere, il polo vaccini dedicato al capoluogo friulano, diversi cittadini in attesa che hanno segnalato code o ritardo sull'appuntamento fissato di circa un'ora. In considerazione del sole e delle temperature, il personale della protezione civile assiste i cittadini, fornendo anche bottiglie d'acqua e dando indicazioni su dove sostare in attesa del proprio turno per la vaccinazione. Le autorità sanitarie ricordano ai cittadini a non recarsi ai poli vaccinali con grande anticipo rispetto all'orario programmato, proprio per evitare inutili attese e l'assembramento di persone. Non presentatevi all'appuntamento prenotato per la vaccinazione con troppo anticipo. È l'appello del direttore di ASUFC Massimo Braganti per evitare lunghe code e assembramenti e puntualizza che c'è vaccino per tutti. Lunghe code per le vaccinazioni nel territorio compreso nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Molti cittadini segnalano disagi per le lunghe attese. L'elemento di maggior criticità deriva dal fatto che molti utenti si presentano alla vaccinazione con un'ora e mezza di anticipo. Ovviamente un'ora e mezza di anticipo con magari, come è successo, qualche decina di minuti, un quarto d'ora di ritardo che potrebbe venire fuori nell'ambito della vaccinazione, mi determina un carico di 2 ore di utenti che sono in attesa. L'invito che mi sento di fare appunto è di presentarsi all'orario a cui è stata prevista la prenotazione e, ancora più importante, con tutta la modulistica compilata.
perché una delle problematiche che mi genera coda è il fatto che se la modulistica non è compilata e quindi la parte sanitaria deve provvedere alla compilazione della modulistica con l'utente, i tempi che abbiamo previsto, che dovrebbero essere insomma, abbastanza stretti per poter vaccinare le migliaia di utenti come abbiamo previsto in fiera, da tenere presente che fra ieri e oggi stiamo vaccinando oltre 3.000, ieri ne abbiamo fatte 3.300 vaccinazioni e oggi ne abbiamo altrettante, ecco è importante che tutti quanti si attengano a queste istruzioni. La preoccupazione di presentarsi prima cioè non deve esserci, nel senso che ci sono coloro che sono prenotati verranno tutti quanti vaccinati. Diverso il discorso al Santa Maria della Misericordia, dove oggi sono stati vaccinati 5.600 sanitari con il vaccino Pfizer. Non si è formata la coda anche perché la documentazione richiede meno quesiti rispetto ad AstraZeneca. Intanto al pronto soccorso in terapia intensiva la situazione rimane sempre critica. Qualche cosina di miglioramento, però ancora c'è pressione sui posti come occupazione, sia come ho detto già tante volte, terapia intensiva via via che si vuota qualche posto si riempie velocemente. In comune a Udine è rientrato l'allarme Covid dopo il caso di contagio dell'assessore Cigolot. Gli uffici comunali stanno funzionando regolarmente. A Udine situazione è rientrata agli uffici comunali di Palazzo d'Aronco e di Palazzo Morpurgo dopo che l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot è risultato positivo al Covid. Noi abbiamo fatto tutto il tampone ieri, il risultato negativo, tutti i componenti abbiamo fatto la giunta come ogni martedì e quindi siamo qua, insomma, con la massima attenzione, con le mascherine, i distanziamenti, le cose che bisogna ancora tenere tutti a disposizione. Molti dipendenti del Comune di Udine lavorano da casa con lo cosiddetto smart working. Ci sono degli uffici in presenza perché dobbiamo dare risposte urgenti ai cittadini che chiedono il bonus del 110% per quanto riguarda le ristrutturazioni degli edifici. A questo proposito abbiamo attivato un nuovo spazio, la Salone del Popolo. In più oggi abbiamo deciso di assumere a tempo determinato 5 persone che aiuteranno il servizio dell'edilizia privata proprio per rispondere alle tante domande che stanno arrivando. Deborah Serracchiani è la nuova capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Lo ha comunicato il presidente del seggio elettorale Piero Fassino ai deputati Dem. L'ex presidente del Friuli Venezia Giulia con 66 voti vince sulla rivale Marianna Madia che si è fermata a 24. Hanno votato 93 deputati, tutti gli aventi diritto, di cui 7 su delega, le schede bianche, nulle o disperse sono state 3. Ringrazio il segretario Letta che ha dato la spinta, la scossa permettendo a 2 donne di arrivare alla guida dei gruppi di Camera Senato ed è un grande passo avanti non solo per le donne ma per il PD. Al microfono dei cronisti Serracchiani ha anche ringraziato la Madia, siamo state su fronti contrapposti ma anche molto vicini. L'ex governatrice della regione ha accennato anche alla competizione nel gruppo sottolineando che ora questo è compatto. Adesso ha concluso, dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati, questo sarà il lavoro che porteremo avanti tutti insieme cercando di fare sintesi. Le Fiamme Gialle di Gorizia hanno sequestrato oggi oltre 60 milioni di mascherine facciali non conformi. La maxi indagine, partita dall'Isontino, riguarda tutto il territorio nazionale ed è supportata dall'attuale staff del commissario per l'emergenza Covid-19. Nel solo mese di febbraio e nel solo Friuli Venezia Giulia le Fiamme Gialle Isontine hanno individuato e sequestrato più di 1,5 milioni di mascherine in uso al personale medico, infermieristico e sanitario delle aziende sanitarie locali perché non conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute. Oggi l'esecuzione di un provvedimento di sequestro esteso a tutta Italia per la parte rimanente dei lotti di mascherine, risultate del tutto carenti di requisiti necessari per essere considerati dispositivi di protezione. In alcuni casi infatti la capacità filtrante è risultata addirittura essere inferiore di 10 volte. I finanzieri di Gorizia stanno acquisendo documentazione e dati informatici nella sede dell'azienda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SPA per ricostruire le responsabilità nella catena di approvvigionamento e verificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o siano tuttora in uso su tutto il territorio nazionale. Grazie anche alla collaborazione offerta dall'attuale staff del commissario per l'emergenza è stato possibile sequestrare oggi oltre 60 milioni di mascherine facciali, ancora giacenti in depositi di tutto il territorio nazionale. Costituiscono il residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi ereditati dalla precedente gestione della struttura per l'emergenza.
Beni del valore di oltre 53 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli e Trieste a 5 persone accusate dalla Procura di Napoli di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Le indagini avviate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo friulano hanno consentito di accertare una maxi evasione fiscale, secondo gli inquirenti, messa in piedi da una nota società campana operante nel commercio di prodotti petroliferi che avrebbe effettuato fittizie cessioni di carburante a diverse società fantasma per oltre 146 milioni di euro, evadendo in tal modo l'imposta sul valore aggiunto per circa 33 milioni di euro. Inoltre, in quell'anno d'imposta la dichiarazione dei redditi non risulta essere mai stata presentata, con conseguente evasione quasi 20 milioni di euro. La SRL è finita nel mirino, è risultata essere tra i maggiori fornitori dell'imprenditore detto Lemiro del Vesuvio, coinvolto in un'altra operazione della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura di Nola. Un pacco sospetto ha allarmato un corriere che ha avvisato i carabinieri di Pordenone. All'interno c'era marijuana destinata a un 22enne che in casa coltivava piante di cannabis. Il giovane è stato arrestato. La droga arrivava con il corriere, ignaro di tutto, a casa di un 22enne pordenonese già noto alle forze dell'ordine. Il fattorino che doveva consegnare il pacco, però, insospettitosi dopo una telefonata con il destinatario della merce, ha avvisato i carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pordenone hanno aperto il plico, trovando all'interno 165 grammi di marijuana. Risaliti al destinatario del pacco, hanno anche proceduto a una perquisizione domiciliare, rinvenendo all'interno dell'abitazione ulteriori 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale destinato al confezionamento dello stupefacente. Inoltre, nella camera da letto del giovane è stata trovata una serra a tessuto riflettente, completa di 2 lampade a LED, di una ventola per l'aerazione e di termostato, all'interno della quale stavano crescendo 4 piantine di cannabis alte mezzo metro. In considerazione del quantitativo di stupefacente sequestrato, complessivamente oltre 400 grammi di marijuana, e della coltivazione in atto presso la sua abitazione, nonché del materiale necessario al confezionamento di dosi, il 22enne è stato arrestato. Nell'udienza di convalida, il GIP di Pordenone ha convalidato l'arresto, applicando per il ragazzo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non ce l'ha fatta Bruno Brunetti, l'imprenditore di 71 anni di Gonars, titolari della Fratelli Gaiardo, azienda di Fauglis che opera nel settore scavi e movimento terra. La notizia della sua morte di questa mattina: l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale il 25 marzo scorso tra Castello e Porpetto. In un primo momento non era apparso in gravi condizioni, era stato trasportato in volo all'ospedale di Udine, dove poi è deceduto per complicanze. Lascia la moglie Isabella e i figli Samantha e Enrico. Ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto per tutti i capi di imputazione l'avvocato Maurizio Conti. Per l'ex carabiniere Silvestro Gianblanco, 53 anni di Buia, a processo per spaccio di droga, peculato e concussione per la presunta vendita di sostanze stupefacenti sequestrata in occasione dei controlli eseguiti a Rototom Sunsplash di Osoppo. Inoltre 2 ore di arringa legale dell'ex militare ha ripercorso l'indagine in tutti i dettagli. Secondo la difesa, le chiamate a carico di Gianblanco non sono credibili. Sono stati ripercorsi minuziosamente tutti i riscontri negativi con le intercettazioni telefoniche e ambientali che dimostrano, secondo la difesa, la totale estraneità di Gianblanco all'attività di spaccio di stupefacenti attuale dall'allora comandante del Nord della compagnia di Tormezzo Demetrio Condello. L'udienza è stata aggiornata al 13 aprile per le repliche e la sentenza a 10 anni dai fatti. Il PM ha chiesto 9 anni e 3 mesi di reclusione per il 53enne di Buia. Sono tornate in vigore da questa mattina limitazioni per gli spostamenti fra Slovenia e Italia, una situazione che si fa sentire soprattutto nelle zone trasfrontaliere e in particolar modo a Gorizia, un provvedimento voluto dal governo sloveno che ha preso alla sprovvista anche i sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e Nova Gorica, Miklavic. C'è stata una importante stretta da parte del governo sloveno lungo tutta la fascia confinaria. Per quanto riguarda la nostra città, sono rimasti aperti esclusivamente per quanto riguarda i valichi, gli attraversamenti ordinari, il valico di Salcano in città e il valico di Vertoiba. Adesso, salvo le persone che hanno ragioni comprovate, ragioni di lavoro, ma per capirci deve esserci un contratto di lavoro transfrontaliero, non basta una convocazione per una riunione che mi giunge ad esempio per consentirmi di andare a Nova Gorica, se non con un tampone fatto nelle 48 ore precedenti. E mi metto anche nei panni di quelle famiglie che dovrebbero
ogni 2 giorni rifarsi un tampone per accompagnare i figli oltre il confine nel momento in cui o da una parte o dall'altra dovessero ripristinare la didattica in presenza fisica. Preciso anche che ieri ci siamo sentiti subito con il sindaco di Nova Gorizia, il quale lui non era assolutamente a conoscenza, non aveva ricevuto dal governo di Lubiana alcuna nota ufficiale. Perciò il mio nuovo appello che io faccio a entrambi i governi è di agevolare questo dialogo per evitare che alla fine quelli che rimarranno col cerino in mano acceso siano proprio i cittadini italiani e sloveni. Incontro in Prefettura Udine questa mattina con forze dell'ordine e sindaci per fare il punto sul piano dei controlli antipandemia che sarà messo in atto per il fine settimana di Pasqua. Massima attenzione nel fine settimana di Pasqua, di Pasquetta, da parte delle forze dell'ordine che eviteranno assembramenti nella località turistica di Lignano e anche nel Tarvisiano. Abbiamo condiviso con i colleghi delle forze dell'ordine e col sindaco in particolare di Lignano presente alla riunione la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo nei giorni ovviamente del periodo pasquale. Saranno intensificati anche i controlli all'interno dei piccoli centri commerciali, proprio perché il senso è evitare assembramenti all'interno, quindi dei centri commerciali piccoli, e soprattutto all'esterno, quindi lungo il lungomare. Il litorale è lungo, quindi i controlli saranno intensificati. In questo diciamo che abbiamo concentrato il massimo sforzo, in particolare a Lignano. Abbiamo 110-120 pattuglie in tutto il territorio provinciale, da Tarvisio in giù, ma soprattutto su Lignano sarà concentrata molto l'attenzione. I controlli che vengono fatti dalla Polizia di Frontiera, in particolare dalla stradale, perché gli austriaci che vengono devono essere dotati di provvisti di un tampone antigenico molecolare di almeno 48 ore precedente. Sono regole che ci siamo dati, l'ordinanza del Ministro della Salute in questo senso, ma mi hanno assicurato che comunque ci sarà sicuramente un rispetto di questa regola qui. Quello che noi vogliamo evitare ovviamente è la concentrazione e l'assembramento lungo le zone in particolare di Lignano. Quarantena obbligatoria di 5 giorni e tampone sono queste le misure anti-vacanzieri varate dal governo dopo la levata di scudi delle categorie economiche contro chi ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua all'estero. Una decisione che però mette in difficoltà tour operator e operatori turistici che guardavano questi viaggi come una piccola boccata d'ossigeno. I friulani intenzionati a partire per le Canarie si mettano il cuore in pace. Sono state sufficienti 24 ore e il governo ha già messo un freno ai viaggi all'estero, toccando però non solo quelli per turismo, ma anche quelli per lavoro. Infatti, da Roma il ministro della Salute Speranza ha deciso di obbligare alla quarantena di 5 giorni e al tampone chiunque rientri dall'estero, con buona pace dei 540 che da tutta Italia hanno prenotato per partire verso le Canarie, con i 3 voli charter organizzati da Verona e da Malpensa e anche di chi si trova già all'estero. Infatti la misura è rivolta a tutte le nazioni dell'Unione Europea, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fino al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Una norma che sembra in realtà fatta ad hoc per limitare i vacanzieri che hanno deciso di trascorrere all'estero le ferie pasquali. Si trattava di 3 voli charter da 180 posti l'uno, spiega Lorena Romare dell'agenzia Turismo 85 di Butrio. Il primo è partito il 27 marzo, gli altri 2, uno da Malpensa e l'altro da Verona, partiranno il 3 aprile, ma ovviamente adesso i tour operator si aspettano diverse rinunce. C'è grande incertezza però anche per i viaggi di lavoro interni all'Unione Europea, prosegue Romare, perché con questa norma è prevista la quarantena anche per loro e i 5 giorni saranno da rispettare anche in caso di un test negativo prima della partenza. Insomma, una decisione che rischia di scontentare tutti, ma che toglie ulteriore ossigeno a operatori turistici e tour operator che speravano con questi charter di dare un piccolo segnale di riapertura, ma che ora si ritroveranno anche a dover gestire le disdette e le penali. Possibilità di utilizzare gli orti urbani di Udine è sempre più sentita dai cittadini, ben 146 tra singoli cittadini, associazioni e scuole che hanno aderito al bando presentato dal Comune che gradualmente procederà alle assegnazioni.
urbani sono molto richiesti dalla popolazione, lo dimostrano le domande presentate al Comune per poterli gestire. Le 4 categorie interessate, quindi gli orti per anziani, famiglie, scuole, associazioni, ha visto un grande boom di richieste da parte delle famiglie, forte anche del punteggio premiante per le famiglie più numerose, con nuclei familiari più numerosi, e naturalmente le associazioni che hanno fatto delle proposte molto valevoli in termini progettuali. Sapete che all'interno di un lotto dove ci sono suddiviso in vari orti c'è comunque un orto sempre riservato per le scuole o per le associazioni, dove hanno presentato dei progetti molto interessanti legati alla salute e al benessere fisico, quindi all'alimentazione, e altri progetti più legati alla didattica, quindi all'orto cosiddetto botanico, per insomma individuare quali sono le piante velenose, meno velenose, quelle autoctone e i semi antichi ad esempio, quindi progetti tutti quanti meritori. La graduatoria verrà stilata a brevissimo, ci sarà una determina del dirigente, verrà pubblicata naturalmente sul Comune di Udine. Daremo subito 42 nuove concessioni, altre 23 entro quest'anno, in particolare per gli orti di via Dino Basaldella, e poi a scadenza negli anni a venire sarà naturalmente usufruita tutta la graduatoria. Speriamo di dare soddisfazione a tutti coloro che si sono impegnati e hanno fatto domanda. All'ex caserma Osopo saranno necessari ulteriori interventi di bonifica dell'area che comporteranno una spesa di 200.000 euro in più rispetto a quella prevista. La Giunta Comunale di Udine ha approvato l'iter per diversi lavori pubblici, primo fra tutti la variante al recupero dell'ex caserma Osopo. Abbiamo approvato una variante di oltre 200.000 euro che riguardano la riqualificazione all'interno dell'area ex caserma Osopo, le demolizioni. Hanno ritrovato all'interno degli edifici dell'amianto, all'interno nel sottosuolo 20 cisterne. Di questo abbiamo fatto in modo che ci sia la bonifica bellica per poter donare e cedere l'area per l'housing sociale. Nel frattempo si sta cercando una soluzione per far ripartire i lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Cividale. E intanto si progettano nuovi tragitti. Abbiamo approvato una nuova pista ciclabile, quello che collega Udine con Tavagnacco attraverso via Leonacco, un percorso naturalistico, storico che merita la sua attenzione. Oggi abbiamo anche approvato 5 nuovi marciapiedi e quindi è importante anche dire che siamo presenti nelle periferie con 4 nuove gare d'appalto, con lavori che stanno continuando a ripetizione. La Fondazione Friuli ha lanciato il bando Restauro 2021 dedicato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. L'iniziativa si avvale della collaborazione della Regione e del sostegno di Intesa San Paolo. Dopo quelli per welfare, istruzione e il nuovo dedicato alla montagna, la Fondazione Friuli ha lanciato il bando Restauro 2021 dedicato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. In tempi in cui l'attenzione massima rivolta all'emergenza sanitaria e alle difficoltà economiche, il settore dell'arte, dell'architettura e della storia friulana non rimane sguarnito. Anche in questo caso l'iniziativa si avvale della collaborazione della Regione e del sostegno di Intesa San Paolo. In questo settore la Fondazione Friuli ha confermato un impegno di 600.000 euro rivolto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione di beni immobili e immobili di particolare rilevanza storico-artistica, anche con interventi di recupero di strutture destinate a centri di aggregazione. Questo è un bando che vuole salvare il passato, ma per guardare al futuro, ha spiegato durante la presentazione il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. In questi anni abbiamo sostenuto iniziative in tutto il territorio, paese per paese, spaziando nel recupero delle più diverse tipologie di beni. Ed è con grande soddisfazione che grazie all'accordo appena rinnovato Intesa San Paolo ha confermato il suo appoggio anche a questa iniziativa che vuole aiutare le comunità ad andare oltre la pandemia. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, la soprintendente per il Friuli Venezia Giulia Simonetta Bonomi e Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. Nell'ultimo anno, ha rilevato l'assessore regionale Gibelli, uno dei settori più fortemente colpiti dalla pandemia è quello della cultura. Per questo ci tengo a ringraziare la Fondazione Friuli che anche quest'anno ha destinato risorse al bando Restauro. Il bando della Fondazione Friuli è rivolto a istituzioni e enti pubblici, enti religiosi, fondazioni e associazioni senza fini di lucro e per quanto riguarda il recupero di centri di aggregazione anche associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato.
Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG in cui si parlerà di Udinese, Pordenone, calcio dilettanti e anche calcio a 5 canottaggio. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.